Lo volete fare questo bel primo piatto insieme a me, Ambres Ambres? E già, pigliate carta e penna, una bella caccavella, fate sciogliere un po' di burro. Insieme a un po' di burro, proprio giusto un poco, perché sapete a me mi piacciono le ricette light, ci fate soffriggere un po' di cipollina. Nel frattempo mettete pure la caccavella con l'acqua e sale, perché ci vuole un quarto d'ora a fare questo piatto. Mentre tutto sfrivia tanto bello saporite ci aggiungete un po' di salsicce sbriciolate, giusto un po', sempre light. Mi raccomando, le salsicce devono diventare arruscate. Mentre le salsicce si arrosoleano, poi ci buttate un po' di vino bianco. Non nominate assai, se no facciamo la salsiccia imbriaca. Mo pigliate una bella frangatella di fungi, questi qua porcellini, e ce li buttate dentro alla salsiccia e li fate arrosolare. E poi ci buttate una bella frangatella di pisellini piccoli piccoli di primavera. Mo pigliate un bello cuppino di acqua di cottura che ancora dame una pasta e lo buttate dentro e fate cuocere 10 minuti. Aggiungete un pizzico di sale. Adesso vado a buttare una bella frangata di pasta, le casarecce. Ragazzi, aggiungo pure il mio dado di basilico, il mio cubetto di ghiaccio al basilico. Ecco qua, la pasta l'ho scaurata, vedete? E ho rivagato tutto dentro la caccavella. E adesso la facciamo saltare un poco. Ma non la facciamo saltare in aria, la facciamo saltare un po' fuoco. E per dare un po' di cremosità, al piatto aggiungo le Philadelphia mini. Ecco qua, le Philadelphia le ho buttate dentro. Sempre una bella frangatella di parmigiano reggiano. Sempre dalla caccavella a piatto, ecco, si faccia. Guardate qua che bellissimo, guardate. Guardate che profumo. Un'altra frangatella di parmigiano. E adesso assaggiamo. Mamma mia, come sono saporito. E mo buon appetito e buona giornata a tutti quanti.